come che ti magni, magna come che ti parli, detti e parole per non desmentegarli. Veneti famosi, città da visitare, bellezze della natura e ricette da imparare. Eccoci qua di nuovo. Benvenuti a questa puntata di Gondola. Non perdiamo tempo, vai Leo con la parola di oggi. Ciao a tutti da Leo. Allora, dovete dirmi cos'è la prucinea in veneziano. Dai canaglia, tocca a te. Allora, cos'è la prucinea? Raise, poi il fontego. Cari amici, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Raise. Vediamo cosa ha da dirci il proverbio di oggi. All'amo se ciapa il pesse e gli uomini all'interesse. Cioè l'avidità, il potere, l'interesse a volte sono delle esche che fanno cadere in trappola anche il più saggio degli uomini. Per oggi è tutto. Ci vediamo alla prossima puntata. Bene, dopo l'intervento di Raise abbiamo il nuovo supporto con El Fontego. Una intervista multipla oggi, con 4 ospiti d'eccezione. Com'è nata la passione per il teatro? Come mai questa passione per il teatro? Diciamo che la scelta era o l'analista o il teatro. Abbiamo scelto il teatro. La scelta del teatro è stata la possibilità di vivere la magia di essere altre donne, pur donando una parte di me stessa, quindi quella che sono. Il teatro ti permette di capire i tuoi limiti, di accettarli, ma cercare anche di superarli. Il teatro fa parte del mondo dello spettacolo e io amo tutto il mondo dello spettacolo e siccome sono ingorda voglio provare tutto. Un autore esempio da... Cos'è che baette bianche che Niente sembrare un'antigagia, una strassoneria. Cavete via che è. Ha ancora senso parlare di teatro con l'imperare del video, della televisione, di internet? Soprattutto direi proprio di sì, soprattutto adesso, visto che c'è molta televisione, forse riportare la gente fuori a vedere qualcosa in diretta credo che sia la cosa più bella. Secondo me sì, soprattutto adesso, perché la televisione è principalmente un filtro, mentre quando si è a teatro si è senza filtri, sia lo spettatore che l'attore, quindi è necessario. Il teatro ha senso di esistere, come ha senso di esistere il fatto di trovarsi ancora al bar tutti insieme e non solamente chattare su Facebook in maniera virtuale. Il teatro vale sempre la pena di vederlo perché il pubblico è tanto, è diverso, per cui c'è chi ama il cinema, c'è chi ama la TV, c'è chi ama il teatro, quindi assolutamente bisogna andare anche a teatro. Ma così si toglie il tabacco, si seccava il volto. Quali sono i prossimi impegni? Allora, il prossimo impegno è insieme ed è a Paese, Treviso, con la nostra commedia Il malato immaginario, puntini 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 a Venezia. Bene, la parola a Leo. Ciao Leo! Allora, dovevate dirmi cos'era la prucinea in veneziano. La prucinea è il burattino. Ciao ciao! Bene, per oggi è tutto. Ci vediamo alla prossima puntata. Puntuali. Bye bye. Questa è la storia del signor intento che dura tanto tempo e mai se destriga. Divo che ti accanta o gusto che ti adiga.